Punteremo sulla cultura veneta, intesa come rispetto delle tradizioni, come apprendimento anche di qualche forma dialettale, come riconoscimento, come rispetto per i monumenti, educazione civica, è una vecchia promessa che vi ho fatto. Detto a noi di Rete Veneta in anteprima a metà giugno, oggi è realtà. Tra i 195 progetti formativi non obbligatori destinati ai 10.000 alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado vicentine, spicca l'insegnamento del dialetto e della storia veneta e vicentina, dai Veneti antichi alla città romana, medievale e palladiana. Assolutamente sì, siamo in Veneto, è una proposta e se verrà accolta verrà anche aiutata, sostenuta. Ci sono personale molto qualificato, molto preparato, proprio che porteranno informazioni molto qualificate sulla storia veneta, sulla lingua veneta, quindi una cosa molto qualificante. Ci saranno anche lezioni in dialetto veneto? Anche. Il POFT, piano offerta formativa territoriale, da 13 anni aiuta gli insegnanti a integrare e programmare le attività scolastiche. Per l'anno 2019-2020 i 195 progetti saranno divisi in 6 aree tematiche: ecologia, ambiente e natura, relazioni sociali, salute e benessere, arte, storia e cultura del territorio, linguaggi espressivi, promozione della pratica sportiva. In ogni scuola un orto in cortile è invece la proposta del consigliere Matteo Reginato. Per lo sport, a educare i più piccoli ci penseranno anche alcuni campioni del passato. Entriamo nelle scuole e abbiamo la possibilità di poter trasmettere questo insegnamento tecnico anche ai bambini e le bambine, ma più che altro nasce come divertimento e per farli crescere contro la sedentarietà.